Questo è uno dei musei più importanti della città. È stato sempre dotato di uno strumento audioguida che è tra gli strumenti base per la comunicazione e il servizio al visitatore. Gli strumenti utilizzati finora avevano però la caratteristica di essere piuttosto rigidi, ossia una volta impostato lo strumento i contenuti rimanevano sostanzialmente fissi e si sarebbe stato necessario procedere a una loro editazione qualora il museo avesse stabilito di fare dei cambiamenti nelle esposizioni, cosa che nei nostri musei capita molto spesso ed è segno di dinamicità nel museo stesso. Evidentemente, data la maggiore flessibilità che scelte di questo tipo consentono e la possibilità di autogestire i cambiamenti, la possibilità di creare livelli di contenuto di maggiore o minore approfondimento a seconda della disponibilità di tempo del visitatore e a seconda delle sue esigenze anche di informazione e tutta una serie di altri vantaggi che evidentemente lo strumento digitale consente. Il tutto però, attenzione, senza snaturare la visita del museo. L'intendimento nostro come Fondazione Musei Civici di Venezia è quello sì di avere strumenti estremamente moderni e flessibili e all'avanguardia, e sappiamo che la tecnologia digitale ha purtroppo una capacità di invecchiamento rapidissima, però al tempo stesso desideriamo che non venga mai snaturata l'esperienza della visita. Quando finalmente si mette piede in un museo bisogna che le opere si guardino per ciò che sono, quindi noi non siamo favorevoli all'inserimento di chissà quali gadget, siamo favorevoli invece al fatto di rendere possibile, semplice ed efficace la comprensione e la visione delle opere per ciò che esse sono. Allora, premesso tutto questo, quando abbiamo, in seguito all'esito di una gara che è stata fatta e seguito all'assegnazione alla RIN, in questo caso, ci siamo incontrati proprio per definire in che modo utilizzare lo strumento che la RIN aveva proposto. Abbiamo fatto presenti le impostazioni, diciamo, e come dire, la visione strategica che noi avevamo e abbiamo rispetto all'utilizzo di questo strumento, e abbiamo stabilito insieme alla RIN come fare per venire incontro alle nostre esigenze. L'esperienza è stata estremamente efficace e positiva sia per noi, credo, che per loro. Cioè, nel senso che credo che in questo percorso tutti e due abbiamo probabilmente imparato qualcosa e tutti e due abbiamo lavorato in maniera molto sinergica per raggiungere un obiettivo che io ritengo ora soddisfacente. Sì, certo, naturalmente la capacità di coinvolgimento, stanti le premesse che ho fatto prima, sono legate proprio alla modalità di narrazione che noi prevediamo, senza, nel nostro caso, l'utilizzo di troppi, come dire, altri strumenti, a nostro parere, distrattivi. È anche vero però che lo strumento digitale consente, se possibile, opzioni di approfondimento dove necessario, consente soprattutto collegamenti di carattere interdisciplinare, di carattere storico, di carattere artistico, che possono essere fruiti dal visitatore qualora lo desideri, quindi c'è a monte una chiarezza nella narrazione e poi però diverse possibilità, quindi l'esperienza di visita grazie a questo strumento può essere completamente personalizzata grazie a un background di contenuti fruibili o non fruibili a seconda delle necessità e delle esigenze espresse dal visitatore, che in questo modo diventa uno strumento attivo. Inoltre la possibilità di modificare e cambiare le cose in qualsiasi momento, come dicevo fin dall'inizio, è uno dei punti veramente di forza di questo strumento.